Si sta superando la problematica appunto dragaggi, per i pescatori è arrivata adesso però un'altra grana, quella del granchio blu. Pescatori in questi ultimi anni veramente ne stanno subendo prima le piccole meduse, gli ctenofori che invadevano le reti e praticamente rendevano impossibile la pesca all'interno della laguna. Dall'anno scorso il granchio blu che invece strappa completamente tutte le reti e mangia soprattutto tutto, dalla vongola verace al piccolo pesciolino che nasce. Il granchio blu veramente sta distruggendo, ecco, un ecosistema lagunare. Noi rispetto alle zone più basse, diciamo, del Veneto verso Chioggia, ancora di più verso il delta del Po, siamo invasi, chiamiamolo così, con una quantità minore di questo animale che però sta mettendo veramente a rischio un settore. La pesca di questo crostaceo nell'anno passato è esplosa anche qui a Marano, perché si sta in qualche maniera cercando una soluzione anche dal punto di vista reddituale per questi pescatori che hanno visto azzerati i propri redditi da un giorno all'altro.